Buongiorno, buona domenica e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia. I titoli del nostro telegiornale. Lacrime e dolore a Solarino, chiesa gremita per l'ultimo saluto a Chiara Adorno, la studentessa di 18 anni dell'Università di Catania, travolta e uccisa sulla circonvallazione. Caro voli in Sicilia, avviso pubblico alle compagnie aeree per gli sconti sui biglietti destinati ai residenti in Sicilia già aperto, ma non mancano le polemiche dei consumatori contro i provvedimenti di Schifani. Un parroco in prima linea allo Sperone, quartiere periferico di Palermo. Don Ugo è diventato punto di riferimento per le famiglie povere che sono aumentate a causa della crisi. Finalmente maturi. A Spadafora, nel Messinese, 11 studenti di un liceo scientifico hanno dovuto ripetere l'esame di Stato dopo il ricorso presentato da una candidata. Dai topi di via Ustica alla sosta selvaggia di Ognina si moltiplicano le segnalazioni di inciviltà e degrado che arrivano al nostro TG Sicilia. Grande successo a Messina per Cats, il musical dei record firmato da Massimo Piparo. Applausi al teatro Vittorio Emanuele. Calcio in Serie B, il Palermo attende il Cittadella al Barbera e il Lega Pro Catania in campo a Cerignola. In panchina ancora Michele Zeoli. Martedì arriverà Lucarelli. Sempre in Serie C, il Messina ospiterà il Latina. Ancora buongiorno e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia. Solarino, nel siracusano, chiesa gremita per i funerali di Chiara Adorno, la studentessa di 18 anni che frequentava la facoltà di scienze biologiche dell'Università di Catania, travolta e uccisa sulla circonvallazione. Chiara è una lampada che ha donato la sua luce, ha detto il parroco durante l'omelia. È andato per noi Francesco Aloi. Le lacrime, la rabbia, tutta Solarino si stringe al dolore. È il giorno dei funerali di Chiara, 18 anni. I genitori la definiscono un angelo. È stato un angelo che ha illuminato per 18 anni la mia vita. Io adesso, Signore, ti restituisco questo regalo che tu mi hai fatto 18 anni fa, ma volentieri te lo restituisco, non credere. Io ne ho fatto buon uso. Questa è la testimonianza di oggi. E sono sicura, Gesù, che tu ne farai un bene prezioso e lo metterai tra le cose più preziose perché le merita questo. In chiesa madre gli occhi sono lucidi. I genitori, la sorella, il fidanzato. Il dolore è troppo grande per tutti, anche per chi non conosceva Chiara. La gioia dopo la maturità, il sogno di laurearsi, spezzati in una manciata di secondi. Nessuno poteva mai pensare che sarebbe tornata a casa così. Finito il funerale, il dolore resta, una ferita nel cuore che non potrà mai rimarginarsi. Nel frattempo, la procura di Catania continua le indagini. I conducenti dei due mezzi, 2 ragazzi, sono indagati per omicidio stradale. E dove tutto è accaduto, rimangono questi fiori. È stato già emanato ed è disponibile sul sito della Regione Siciliana l'avviso pubblico per gli sconti sui biglietti aerei per i residenti in Sicilia, un provvedimento sul quale la Regione punta molto per abbattere i costi dell'insularità, ma che ha già causato parecchie polemiche, soprattutto da parte dei consumatori. Manlio Viola. C'è la prima adesione ai biglietti aerei scontati da e per la Sicilia. A dire subito sì è la nuova compagnia aerea nata nell'isola, ma non c'è traccia al momento di adesioni da parte dei vettori primari, ovvero ITA e Ryanair. Tempo per aderire però ancora ne resta parecchio. È stato infatti pubblicato soltanto ieri sul portale della Regione Siciliana l'avviso esplorativo indirizzato alle compagnie per applicare uno sconto sul prezzo dei biglietti ai cittadini residenti in Sicilia e ridurre così gli svantaggi derivanti dall'insularità. Le categorie prioritarie per le quali la riduzione del biglietto arriverà al 50% sono gli studenti, i disabili con almeno il 67% di invalidità, i residenti con ISEE inferiore a 9.360 euro. Per tutti gli altri residenti lo sconto si fermerà al 25%. Lo sconto scatterà però soltanto sui biglietti del valore superiore a 50 euro ai quali vanno aggiunte le tasse. Il contributo per le categorie prioritarie i cui requisiti di ammissibilità dovranno essere accertati dalle compagnie aeree aderenti dovrà essere richiesto a rimborso
al Dipartimento regionale delle infrastrutture entro 30 giorni dalla data del volo. Ma il siciliano che si trova a volare con compagnie non aderenti potrà chiedere personalmente il rimborso della differenza con una procedura che verrà stabilita a breve. Gli sconti valgono per voli dagli aeroporti siciliani ai 5 aeroporti italiani di Roma e Milano e viceversa. Saranno in vigore al 1 dicembre 2023 e fino al 31 dicembre 2024. Ma sul provvedimento regionale montano le polemiche. Per il Codacons è insufficiente, tanto da parlare di prese in giro. Federconsumatori nutre molti dubbi sull'applicabilità, oltre che sul metodo e sul merito, e segnala che lo sconto vale soltanto per chi è residente in Sicilia, ma la maggior parte dei rientri per le feste riguarda siciliani immigrati che non risiedono più nell'isola. Infine, dubbi sull'adesione delle compagnie aeree e sull'applicabilità dei rimborsi diretti che farebbero scoppiare il caso negli uffici regionali, con centinaia di migliaia di richieste singole difficili da seguire. Nella Sicilia, in cui molte famiglie devono ogni giorno fare i conti con le difficoltà per arrivare a fine mese, nel quartiere periferico dello Sperone, a Palermo, c'è un parroco che è diventato punto di riferimento per tante persone povere. Abbiamo raccolto le loro storie con Marco Gullà. Qui disoccupazione, criminalità e spaccio di droga sono tre fattori incisivi che compromettono la quotidianità e la povertà aumenta di giorno in giorno con famiglie che... In questo quartiere il parroco della chiesa Santissima Maria delle Grazie dà un aiuto concreto a tantissime famiglie. Sicuramente il rischio di una bomba sociale, di un rischio di veramente grande povertà, di crisi e l'aumento della delinquenza, di quella piccola, diciamo, dei piccoli furtarelli sicuramente, ma anche e soprattutto rischiamo di ingrassare quella filiera dello spaccio, quella parte finale della filiera dello spaccio che non ha niente a che fare con la mafia direttamente, che ad alti livelli sicuramente avrà i suoi interessi sulla droga, ma che poi è quella che concretamente opera sul territorio. Chiacchieriamo con quest'uomo disoccupato e una famiglia da sostenere. Innanzitutto io ho l'assegno unico da 378 euro. In famiglia siamo 8 persone e io vorrei sfidare a chiunque come si fa avanti con 378 euro al mese. C'è anche Salvatore che ci confida di essere in grande difficoltà e di non avere al momento nemmeno i soldi per fare la spesa. Chiede soltanto un lavoro. E campare la famiglia. Però non c'è, come ho visto, non c'è niente. Sperone, realtà grigia del capoluogo siciliano, dove spesso le istituzioni sono state assenti. E sempre a Palermo 7 auto sono state danneggiate dalle fiamme la notte scorsa. I proprietari di 2 vetture sono imparentati con 2 uomini delle forze dell'ordine. Proprio da queste 2 vetture sarebbero partite le fiamme che poi si sono propagate ad altre 2 auto posteggiate accanto. Tutto è accaduto in via Conte Federico. L'allarme al centralino dei Vigili del Fuoco è scattato intorno alle 4. Si stanno effettuando verifiche per capire le cause dell'incendio. Vi raccontiamo una storia che arriva dal Messinese. Si è conclusa con un lieto fine la vicenda che ha fatto molto discutere a Spadafora e che ha coinvolto 11 studenti del liceo Galilei. Per un ricorso presentato e vinto da una studentessa hanno dovuto tutti ripetere l'esame di maturità. Il servizio di Simona Mazzone. Parliamo di Cicerone. In quale anno pronunciò le Catilinarie? Le Catilinarie, sì. Cicerone. No, che la so. Non sono passati 20 anni come negli immaturi di Paolo Genovese, ma soltanto alcuni mesi dall'esame di maturità da ripetere. La bizzarra vicenda dei maturandi bis del liceo linguistico-scientifico Galilei di Spadafora nel Messinese si è finalmente conclusa con un nulla è cambiato. Sì, perché dopo il ricorso presentato a conclusione degli esami da una studentessa che ha contestato il voto rilasciatole dalla commissione a luglio perché non rispecchiava il percorso scolastico e perché sfavorita rispetto agli altri compagni di classe, si legge, tutti gli 11 alunni della quinta A hanno dovuto ripetere l'esame, ma lei, nonostante la commissione esaminatrice fosse cambiata, ha ottenuto lo stesso voto della prima volta. Il TAR aveva accolto il ricorso stabilendo una nuova prova dopo che l'ufficio scolastico regionale della Sicilia aveva individuato irregolarità confermate dai giudici. Una doccia fredda per tutti gli studenti che hanno vissuto uno degli incubi ricorrenti di chi dopo mesi di studio riesce a terminare l'esame ma continua a sognare la notte di trovarsi davanti la commissione e fare scena muta. Perché mi stanno a fare tutte queste domande?
Cambiamo argomento, ci spostiamo a Catania dai topi di via Ustica nel quartiere Trappeto all'emergenza rifiuti, passando per la viabilità caotica e indisciplinata. Sono tante le segnalazioni che voi telespettatori inviate alla nostra rubrica Ditelo al vostro TG e ci riassume alcune di queste in questo servizio Tonino De Mano. Un faro acceso sulla città e sulle sue problematiche, dando voce ai telespettatori che attraverso le segnalazioni alla linea di WhatsApp 342 7455 005 possono denunciare e farsi portavoce dei tanti mali che affliggono Catania e i suoi quartieri. Dalle mega discariche di Librino, San Giorgio e Montepo, con i cittadini disperati che lamentano la totale assenza delle forze dell'ordine, puntando il dito contro la polizia municipale, ai topi di via Ustica che ballano tra la spazzatura che lambisce le abitazioni di Trappeto Nord. Sono tanti, lo vedete in questo video amatoriale, ratti che si spostano in maniera confusa tra rifiuti alla ricerca di cibo, purtroppo abbondante, tra le strade di Catania. Sempre caldo il tema rifiuti, con diversi telespettatori che hanno denunciato lo stato di degrado di via Playa, di via Calliope e di viale Fleming, sempre vittime di sacchetto selvaggio. A Ditelo al vostro TG, specie dopo i nostri servizi denuncia al cimitero che hanno indotto il sindaco Trantino a chiedere scusa ai cittadini, in tanti hanno voluto sottolineare le condizioni di degrado del camposanto di via Acquicella, a volte oggetto anche di furti di fiori e di rame. Proprio la caccia all'oro rosso sta lasciando al buio da tempo, troppo tempo, intere aree, e c'è chi segnala che la luce perpetua in alcuni casi manca addirittura da 2 anni. Altra nota dolente è la viabilità, con numerose segnalazioni che arrivano per la cosiddetta sosta selvaggia, una consuetudine a macchie di leopardo in tutta la città, da Ognina al centro storico, per non parlare di via Santa Sofia, dove a pagarne le conseguenze sono anche i mezzi di soccorso diretti al policlinico, con ambulanze costrette a farsi largo quando è possibile tra le auto incolonnate. C'è chi invece si interroga sul futuro di Palazzo Bernini o di Corso dei Martiri, perché a tutti in fondo stanno a cuore le sorti di Catania. E allora continuate a scriverci, perché come vedete le vostre segnalazioni vengono raccolte e poi riproposte attraverso il nostro TG. Cambiamo argomento. Nella palestra delle Fiamme Oro a Siracusa è partito un corso di autodifesa dedicato alle donne. In tante hanno aderito a questa iniziativa con l'obiettivo di apprendere nuove tecniche che potrebbero essere utili in caso di aggressione. Il servizio. Il ring come luogo per apprendere le tecniche di autodifesa. Siamo nella palestra delle Fiamme Oro, nella periferia di Siracusa. Il maestro è un poliziotto. Abbiamo tantissime richieste, tantissime. Il corso si chiuderà con 25 iscritti, la prima fase, poi faremo una seconda fase. Tra le donne che hanno risposto all'iniziativa c'è tanta voglia di fare. Quelle insegnate qui sono mosse che potrebbero rivelarsi fondamentali in caso di aggressione. Questo corso si baserà innanzitutto sulla base del pugilato, l'autodifesa, l'attacco e il contrattacco. Così le ragazze magari o le madri o chi per loro si sanno difendere. I guantoni li ha donati il Rotary Club Siracusa Ortigia. 2 volte a settimana, il martedì ed il giovedì, qui si riunisce il gruppo che ha un solo obiettivo: apprendere. Abbiamo continue richieste di partecipazione, centri antiviolenza, personale degli ospedali, alunni, quindi sono veramente contenta perché in questo momento storico è necessario che noi donne possiamo avere la possibilità di difenderci. Il 2023 non è ancora finito e già le donne uccise sono più di 100. Casi di violenza che potrebbero essere evitati anche con queste tecniche di autodifesa. Naturalmente la denuncia resta sempre fondamentale. E sullo spettacolo a Messina è arrivato Cats, il musical dei record firmato da Massimo Piparo al Teatro Vittorio Emanuele. Grandi applausi per questo spettacolo. Ce ne parla e ce lo racconta Francesco Triolo. Tutte le serate sono andate sold out. Cats, uno dei 4 musical più famosi del mondo, è arrivato a Messina per aprire la stagione del Teatro Vittorio Emanuele con la firma del messinese Massimo Piparo. L'irresistibile colonia di gatti umanizzati che cantano e ballano sulle rovine di Roma lo fanno in una magica atmosfera scandita da fantasia, dramma, romanticismo e grande musica, catturando l'attenzione del pubblico.
un successo che arriva dopo quello dal Teatro Sistina di Roma con numeri record e ripetuti sold out, le musiche di Sir Andrew Lloyd Webber, i testi del premio Nobel Thomas Stans Eliot e le coreografie originali di Billy Mitchell sono gli ingredienti dello spettacolo, e anche nella versione italiana scenografie spettacolari e coreografie mozzafiato. Sul palco il pubblico vede muoversi come veri felini gli artisti, tutti sottoposti a speciali e lunghissime sedute di trucco per una metamorfosi sorprendentemente realistica. Per Piparo un'emozione in più portare sul palco del teatro della sua città l'ennesimo capolavoro di cui ha firmato la regia. Adesso una piccola pausa, poi un'ampia pagina di calcio. Bentrovati nella seconda parte del nostro telegiornale di oggi. Parliamo di calcio, partiamo con il Palermo in campo oggi pomeriggio alle 16:15 contro il Cittadella. Prima della sosta di campionato, Corini chiede alla sua squadra una vittoria, una seconda vittoria dopo l'ultima ottenuta appunto in campionato. Marco Gullà. Alla ricerca della continuità. Dopo la vittoria sul Brescia, il Palermo oggi pomeriggio chiede strada anche al Cittadella per consolidare il terzo posto prima della sosta e rimanere quindi agganciato al treno delle prime. Al Barbera non sarà una partita semplice, e quale lo è in Serie B. Il Cittadella è formazione solida e intelligente, servirà una grande prestazione, come ha detto lo stesso Eugenio Corini, che per oggi non sarà in panchina perché squalificato. Mi attendo una continuità sull'atteggiamento, sulla voglia di fare delle cose fatte bene insieme, quello che per me serve. Questo è un campionato complicato, lungo, difficile, dove ci sono varie fasi e la capacità è quella di starci dentro, e la squadra per me ha dimostrato questo col Brescia, quello di cui avevamo bisogno in quella partita, e sappiamo e abbiamo piena consapevolezza di affrontare un avversario, uno dei più complicati in Serie B, perché certifica le caratteristiche che ci vogliono in Serie B a livello proprio di intensità, di aggressività, di coraggio. Dunque è un test molto importante. Il Palermo cercherà di sfruttare le debolezze dell'avversario in trasferta. 5 punti conquistati, penultimo rendimento della categoria. Corini in avanti dovrebbe dare spazio a Di Mariano dal primo minuto assieme a Brunori e Mancuso. A centrocampo si va verso la conferma del trio composto da Stulaz, Gomez e Koulibaly. In difesa Marconi al posto dell'infortunato Ceccaroni, Lucioni, Lium e Matteo a completare il reparto. Si inizia alle 16:15. Adesso parliamo del Catania, oggi alle 16:15 in campo contro il Cerignola, martedì arriverà Lucarelli, manca solo l'ufficializzazione dell'accordo con il tecnico, ma il Catania sa di non poter sbagliare sul campo dei pugliesi, in palio 3 punti pesanti per la classifica. Ci racconta tutto Marco Carli. Sempre doppio fronte in casa Catania. Prima di tutto la questione allenatore, con Lucarelli pronto a sottoscrivere l'accordo di 2 anni e mezzo. Possiamo dire che ci siamo. Si discute sui componenti dello staff. Inoltre c'è anche la risoluzione che il nuovo tecnico deve portare a termine con la sua vecchia squadra, la Ternana. L'appuntamento in tal senso è fissato per lunedì e così martedì l'allenatore potrà essere a Catania. Tornando all'accordo fra la società di Pelligri e Lucarelli, come vi abbiamo anticipato, la seconda offerta fatta per venire ieri contempla cifre più alte e dunque la dimostrazione del fatto che il Catania ha voluto il tecnico livornese, ma c'è anche la clausola che consentirebbe al club l'opzione, non necessariamente utilizzabile, di rinunciare alla prosecuzione del contratto per il 2025-2026, pagando però parte dell'ingaggio per la stessa stagione. Un'opzione esercitabile qualora il Catania non arrivi nei primi 3 posti a fine campionato 24-25. Ma la volontà dell'allenatore nel scegliere il Catania c'è tutta, anche con i rischi annessi. Come detto, ci siamo quasi. La squadra invece prova a pensare a tutt'altro, come chiesto da Zeoli. Se sarà facile farlo lo scopriremo a Cerignola oggi pomeriggio. Il tecnico ha portato con sé 21 giocatori e dovrebbe aver sciolto le riserve per quanto riguarda alcuni ballottaggi. A destra in difesa, ad esempio, dovrebbe andare Rapisarda, con Silvestri e Lorenzini in mezzo e Castellini preferito a Mazzotta sulla sinistra. Al centro Quaini con Zammarini e Rocca. In attacco pronti a rientro Bocic e Chiricò a supporto di Sarao. Cerignola-Catania sarà come sempre seguita da Telecolor, lunga diretta a partire dalle 18, collegamenti dallo stadio e commenti da studio, fino al post-gara con le interviste ai protagonisti del match fra pugliesi e rossazzurri. E sempre oggi, con l'inizio alle 16:15, il Messina riceverà al Francoscoglio la visita del Latina. La squadra di Modica insegue la vittoria che manca da 5 turni tra i titolari assenti Ortisi e Ferrara. Il servizio è di Sergio Colosi. Polito e Tropea sono le scelte in difesa di Giacomo Modica per la sostituzione degli assenti Ortisi squalificato e Ferrara ancora infortunato, come Luciani che non è stato convocato.
L'alternativa è Pacciardi con Polito dirottato a sinistra. Fumagalli in porta, lì a destra e Manetta al centro completano il reparto. A centrocampo ancora panchina per Firenze. Giocano Franco in mezzo, Frisenna e Scafetta ai lati. Attacco pesante senza under con Plescia e Mausso e Ragusa. Uomini e ruoli nel 4-3-3 del Messina, atteso oggi al Francoscoglio dal Latina per il primo crocevia in campionato. 3 punti pesanti per le rispettive classifiche, i giallorossi per non diventare anche quest'anno ospiti a tempo indeterminato della zona play-out e i laziali privi del bomber Fabrizi per migliorare il 7° posto. La formazione di Motica nel guardarsi dietro trova insicurezze e paure con 2 pareggi nelle ultime 5 giornate e la seconda e ultima vittoria a metà ottobre, mentre proiettandosi avanti si accorge che a novembre l'impegno più abbordabile sembra sulla carta proprio quello di oggi. Premesse di una gara che Modica ha provato senza successo a non caricare, ma il cui peso specifico è facilmente intuibile. Il telegiornale finisce qui, prossimo appuntamento con l'informazione di Antenna Sicilia questa sera alle 20. Allora non ci resta che ringraziarvi per averci seguito e augurarvi un buon proseguimento di domenica.